Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Lacrime e fango nel catanese, il dramma degli abitanti colpiti dall'esondazione del torrente Continella, allagate abitazioni e attività commerciali al confine tra Giarre e Mascali. Ancora critiche le situazioni a Ginostra e Licata. Arance bionde, piccole ma di buona qualità. La siccità colpisce la produzione di agrumi. Nel siracusano è iniziata la raccolta, ma per i consumatori i costi potrebbero subire un'impennata. Truffe sul superbonus edilizio, arrestato un ingegnere palermitano. La finanza sequestra beni per 2,5 milioni di euro. Dal carcere duro alla libertà. Dopo altri fedeli di Messina Denaro lascia il carcere anche Giuseppe Corona, ritenuto il re delle scommesse ippiche a Palermo. Il provvedimento di rilascio per scadenza dei termini di custodia cautelare. Sanità in affanno in Sicilia, pochi medici al pronto soccorso di Modica, nel Ragusano a farne le spese la salute dei cittadini. Il calcio, il Catania lancia la sfida a distanza al Benevento e punta alla vittoria contro il Latina, in trasferta Messina e Trapani, rispettivamente contro Avellino e Monopoli. Bentrovati, sono davvero lacrime e fango, le due parole che riassumono la situazione gravissima in cui si trovano i cittadini che nel catanese sono stati colpiti duramente dalla esondazione del torrente Continella dopo la bomba d'acqua. Sono state allagate abitazioni, attività commerciali, gli abitanti sono disperati. È andato per noi Tonino De Mana. Non c'ho niente da raccogliere in questo fango, che cosa devo raccogliere? Niente c'ho più, non c'ho niente, anche i muri sono saltati. Le lacrime rigano i volti, mentre il fango ricopre ogni cosa, gettando nella disperazione residenti e commercianti. Annunciato dagli esperti meteo, il maltempo ha colpito duro il versante ionico della Sicilia ed in particolare il territorio fragile al confine tra Giarre e Mascali. Si scava a mani nude con le carriole che portano fuori da case e garage quel che si può recuperare, ben poco, a giudicare dalle immagini. Arredi e suppellettili distrutti dalla forza dell'acqua, elettrodomestici da buttare, così come giocattoli dei bambini. Grandi e piccoli ricorderanno a lungo il 22 ottobre 2024, altra data nefasta che si aggiunge all'alluvione del 13 marzo 1995. Sul banco degli imputati, questa volta, finisce il torrente Continella. Anni mandavate segnali che non lo puliscono. Io ho fatto diverse comunicazioni, diverse esposte agli organi competenti e nessuno ha fatto niente. In ginocchio diverse attività commerciali, il piazzale che vedete è una strada totalmente ricoperta di fango dove si cerca di recuperare quel che resta. Tanta rabbia pure per quello che è successo, perché nel 2024 è impensabile vedere questo. Io ho già mandato PEC sia ai comuni interessati, perché qui è Giarre, lì è Mascali. Questa è regionale e quella provinciale, quindi ho già mandato un po' di PEC nella speranza che qualcuno mi aiuti. Si aggira quasi sbarrito anche lui nel fango, il sindaco di Giarre, Cantarella. Certamente non siamo sicuramente preparati a questo tipo di eventi e non essere preparati significa poi questo. Le competenze sono di molti, però è chiaro che la Regione in questo senso deve avere un ruolo soprattutto di presentare progetti, di poter attivare delle procedure per poter evitare questo tipo di situazione. L'ennesima bomba d'acqua pone l'accento sulla fragilità del territorio e sulle competenze, in realtà poco chiare, per uno scaricabarile tra comuni, regione ed ex province che infanga anche la dignità di chi ha perso tutto. La situazione a Ginostra, nell'isola di Stromboli, ancora sommersa dal fango, ma anche a Licata, nell'Agrigentino, allagata dall'esondazione del fiume Salso. Lorena Dolci. Vedete questa è la situazione, ha trascinato tutto qua giù accanto al mio negozio, questi sono tutti i detriti che ci sono per strada. A Ginostra tutto è rimasto com'è, il fango sceso dal vulcano ricopre ogni cosa. Le strade sono ancora piene di detriti, masse e pietre venuti giù dalla montagna dopo le piogge torrenziali dei giorni scorsi. Un fiume che ha tranciato cavi elettrici, divelto recinzioni, penetrando anche nelle abitazioni. Anche oggi le linee telefoniche non funzionano, ma per fortuna c'è internet. Gianluca Giuffre, che a Ginostra vive e lavora, ci mostra la situazione.
Abbiamo ancora tutti i detriti e il fango nel villaggio, parliamo di 50 cm di altezza di materiale, anche di più in certi tratti, e c'è stato, come dire, qualche piccolo intervento di alcuni volontari locali, ma al momento non c'è, dall'esterno non abbiamo avuto interventi di ditte che possano, insomma, ripulire ginostra, almeno diciamo per liberare le strade trattandosi di un vulcano attivo. Una trappola in caso di eruzione, senza considerare che le strade fanno da tappa ad ulteriori piogge. Viabilità compromessa anche sul versante di Stromboli, con acqua e fango che hanno invaso le case. Si continua a lavorare anche a Licata, sommersa dall'esondazione del fiume Salso. Colture e serre allagate, il mercato ortofrutticolo in tilt, una mazzata per l'agricoltura della zona. Ancora all'opera, varie squadre impegnate a liberare e pulire gli scarichi fognari otturati. Il comune ha ordinato di cospargere di sabbia le strade infangate per velocizzarne l'asciugatura e la successiva rimozione. E adesso continuiamo a parlare della drammatica situazione dell'alluvione che si è ritrovata anche a creare dei problemi importanti sull'autostrada A18, la chiusura dello svincolo per Fiumefreddo e un'autostrada allagata. Una situazione che appunto ci dicono essere sul tavolo del CAS, del Consorzio Autostrade Siciliane. Sentiamo Francesco Triolo. Uno svincolo, quello di Fiumefreddo sott'acqua, la cascata all'altezza di Capali. Il maltempo dei giorni scorsi ha causato non pochi disagi per gli automobilisti lungo l'autostrada Messina-Catania, evidenziando anche alcune situazioni di criticità sull'asfalto. Una situazione che è sui tavoli del Consorzio Autostrade Siciliane, dove si sta studiando la cartografia e la mappa aggiornata dei luoghi. Nel frattempo continua il lavoro sulla pulizia degli scontri. L'autostrada ha subito l'allagamento, non lo ha causato. Nella zona di Roccalumera in pratica l'acqua è tracimata da una strada provinciale e quindi una volta risolto il problema a monte poi l'acqua non è più defluita in autostrada, il problema si è risolto. A Fiumefreddo invece il problema è noto da tempo, ricorda il direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, ma la pioggia di lunedì ha costretto a chiudere la rampa di immissione in direzione Catania. A Fiumefreddo invece allo svincolo c'è un problema che perdura da anni, che bisogna capire come e chi deve intervenire. Ci sarà qualche pecca nostra, qualche grata che non era perfettamente in ordine, ma a Fiumefreddo c'è un problema che deve essere risolto alla radice. Quindi, perché è sempre acqua che proviene da monte, da un canalone a monte dell'autostrada, per cui dobbiamo un attimino fare il punto per capire chi deve intervenire, come intervenire e fare in modo che il problema non si ripeta più. E adesso ci occupiamo della siccità che colpisce anche la produzione di agrumi, soprattutto nel siracusano. È già iniziata la raccolta delle arance bionde, però quest'anno i frutti saranno più piccoli nonostante la buona qualità e per il consumatore si prevedono i costi decisamente più alti. Francesco Aloi. Ancora qualche giorno e queste arance arriveranno sulle nostre tavole. Siamo in un agrumeto della zona sud di Siracusa. Qui si producono le bionde, le prime della stagione ad essere raccolte in un'annata segnata dalla siccità. Ci colpisce già dall'anno scorso, quindi da dicembre fino a febbraio che non ha piovuto, noi aspettavamo le piogge, non ha piovuto, purtroppo è continuata, quindi i costi di gestione e costi di irrigazione continui con trivelle sempre accese H24 su estensioni importanti. E le arance ne hanno risentito perché abbiamo pezzature piccole. Dalla piana di Catania al siracusano il prodotto non cambia, arance più piccole quindi, ma come precisano i produttori, sempre di alta qualità. Non ci sarà nessuna differenza fra l'anno scorso, potremmo avere in alcuni casi un lieve diminuzione della pezzatura. Sembrerà strano, ma le piogge di questi ultimi giorni non hanno spazzato via la siccità. Il problema resta, soprattutto sul raccolto di questa stagione, penalizzato dalla carenza idrica, e i costi al consumatore finale potrebbero aumentare. La grande distribuzione la fa lei i prezzi, noi produttori prendiamo sempre quello, o c'è siccità o non c'è siccità, il prezzo in campagna bene o male è sempre quello. Confagricoltura parla di una
produzione dimezzata e chiede aiuto alla regione. Quello che è stato fatto finora non basta. Ci sono delle dighe ancora non collodate, sono oltre 20 dighe non collodate, chiaramente lì la competenza non è dell'assessorato agricoltura bensì del governo nazionale, ma c'è il problema dei consorzi di bonifica, con gli stessi consorzi che emettono bollette per beneficio irriguo mai ricevuto ai nostri agricoltori. Cambiamo decisamente argomento. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna a 8 anni e 8 mesi inflitta in primo grado al giovane, all'epoca dei fatti minorenne, accusato di avere partecipato allo stupro di gruppo commesso a luglio nel 2023 da 7 ragazzi nei confronti di una 19enne palermitana. La violenza sessuale avvenne in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Sotto processo per la violenza ci sono ora davanti al tribunale i 6 imputati all'epoca già maggiorenni e la sentenza è attesa per l'8 novembre. Truffe sui superbonus. È stato arrestato e posto ai domiciliari un ingegnere palermitano. La finanza sequestra beni complessivamente per il valore di 2,5 milioni di euro. Marco Gullà. Un meccanismo collaudato per la truffa al superbonus è quello messo in atto da un ingegnere palermitano, Pietro Cutrona, da questa mattina agli arresti domiciliari. Attestava lavori mai realizzati e incassava un credito d'imposta dopo l'altro. I finanzieri del gruppo di Palermo, grazie alle indagini coordinate dal procuratore De Lucia e l'aggiunto Guido, l'hanno scoperto dopo la denuncia di un proprietario. L'ingegnere è accusato di truffa ai danni dello Stato, false asseverazioni rilasciate dal tecnico abilitato, emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione di crediti d'imposta inesistenti. Il giudice delle indagini preliminari ha disposto anche un sequestro preventivo impeditivo di crediti per un ammontare di 1.600.000 euro e un sequestro preventivo per equivalente pari a 1 milione di euro. La ricostruzione dei militari parla di una truffa per la realizzazione di lavori con il superbonus 110 e il sisma bonus. Le opere commissionate sono state solo avviate per poi essere bruscamente sospese, dicono i finanzieri. Dopo aver avviato le ristrutturazioni e presentato presso gli uffici competenti tutta la documentazione necessaria, il professionista attestava, mediante asseverazione degli stati di avanzamento, lavori falsi da inviare all'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e agli uffici fiscali. Così otteneva un credito d'imposta inesistente che portava poi all'incasso negli istituti bancari. Lascia il carcere un altro boss della mafia dopo la scarcerazione di 9 favoreggiatori di Messina Denaro. Arriva infatti il provvedimento di rilascio per scadenza dei termini di custodia cautelare per il re del riciclaggio e delle scommesse all'ippodromo di Palermo. Giuseppe Corona ci dice tutto. Manlio Viola. È tornato libero da ieri Giuseppe Corona, 56 anni, accusato di essere il reggente del mandamento mafioso di San Lorenzo a Palermo. Per lui l'ordine di scarcerazione è arrivato per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare. Resta imputato, ma non detenuto. Si tratta della 10ª scarcerazione in 10 giorni dopo la liberazione di 9 favoreggiatori di Matteo Messina Denaro, decisa dalla Cassazione il 14 ottobre ed eseguita in questi giorni. È una sconfitta dello Stato che non riesce a mantenere i processi entro i termini della ragionevole durata. La scarcerazione di Corona dunque è soltanto l'ultima di una lunga serie. Ex cassiere del bar del Porto di Palermo, Corona è considerato l'uomo d'oro del riciclaggio dei proventi illeciti di Cosa Nostra, dalle scommesse all'ippodromo ai proventi della droga. Arrestato nel luglio del 2018 come uomo del mandamento di San Lorenzo, viene considerato comunque anche il raccordo con l'altro grande e potente mandamento mafioso palermitano, quello di Porta Nuova. Per il re del riciclaggio potrebbero però arrivare presto altri provvedimenti, anche se non più la carcerazione. I 9 fedelissimi di Matteo Messina Denaro, scarcerati in precedenza, infatti sono stati raggiunti da un divieto di dimora, una misura legata a quella che il codice definisce pericolosità sociale. Adesso nuovamente alle agenzie. Un uomo di 77 anni che stava facendo una battuta di caccia a Priolo nel Siracusano è morto per un colpo sparato dal proprio fucile. La polizia sta cercando di accertare le modalità dell'incidente e sta verificando se nell'area dove si trovava l'uomo era possibile l'attività venatoria e se il cacciatore in quel momento fosse solo. Ci fermiamo per una pausa e poi andiamo a Catania per la protesta nazionale dei precari del CNR. A tra poco.
Siamo tornati in studio. Oggi la protesta nazionale dei precari del Centro Nazionale per le Ricerche a Catania, il presidio per chiedere risposte e fondi per la stabilizzazione di 400 ricercatori in Sicilia. Giusy Lazzara. Sono laureati, tecnici e amministrativi impegnati in progetti di ricerca nei settori innovativi e di sviluppo del Centro Nazionale delle Ricerche. Restano per anni appesi a contratti che vengono rinnovati di anno in anno, vivendo così la vita da precari, 400 solo in Sicilia. Oggi la protesta nazionale che si è fatta sentire anche a Catania. Il presidio di 2 ore li ha fatti uscire dai laboratori per il flash mob e per protesta hanno appeso i camici sulla ringhiera del centro. Proprio nel momento in cui si riunisce il Consiglio di amministrazione del CNR. La parola precari poi non dice niente, è una parola vuota perché si tratta di persone che hanno investito tempo ed esperienza all'interno dell'ente e che ad oggi non sentono di avere un futuro in questa realtà. Chiediamo le stabilizzazioni e uno scadenziario delle assunzioni. Pochi fondi destinati alla ricerca, lamentano i precari del CNR, rischiano di far fare passi indietro all'Italia fra i principali competitor nel mondo della ricerca internazionale. E come ogni mercoledì torna oggi l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania Trantino, in diretta su Telecolor dopo il nostro telegiornale, dunque alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni o lamentele potrete scrivere un messaggio WhatsApp al 342 74 55005 oppure inviare una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo fra poco con un'ampia pagina riservata anche ai vostri messaggi. E adesso ci spostiamo nel Ragusano, a Modica, perché è davvero preoccupante e difficile la situazione al pronto soccorso. Ci racconta tutto Veronica Barbarino. Il pronto soccorso di Modica è depotenziato, mancano i medici e i bandi vanno deserti nonostante gli incentivi economici. Si cerca di lavorare con le risorse che si hanno a disposizione, ma per usare una metafora si direbbe che la coperta è corta per offrire un servizio ottimale al bacino di utenza di 140.000 abitanti per cui è riferimento. La situazione è sempre più difficile dopo il diminuire del numero dei medici strutturati da 5 a 4, in grado di essere utilizzati per svolgere il turno di notte. Il quinto è stato trasferito di reparto in quanto vincitore di concorso. Come soluzione per sopperire all'assenza di una unità, l'uso del primario, in quanto responsabile del reparto, dice il direttore generale dell'ASP Ragusana. Ma questo è stato oggetto di critica da parte del sindaco di Pozzallo, che primario di quel pronto soccorso lo è stato per anni. Questo significa distruggere un perno fondamentale dei servizi di emergenza-urgenza per gli audit, per l'organizzazione del servizio. Dopo un mio intervento si è cercato un altro tipo di soluzione, che è quello di privare i reparti internistici e ospedalieri della Guardia Medica Attiva e portarla al pronto soccorso. Quindi i pazienti ricoverati non hanno un medico di guardia. A farne i conti di questo disservizio è la salute dei cittadini, a sottolinearlo il medico e presidente del comitato civico, articolo 32. Ci sono attese che vanno fino a 3 giorni. Più volte mi sono trovato in questi pronto soccorso, tant'è che ho fotografato anche alcune situazioni, alcune condizioni che sono pericolose per la vita dei pazienti, ma che sono anche faticose per tutto il personale che è adibito in questa istituzione sanitaria. Adesso andiamo alla musica con Diodato, che è in Sicilia per un doppio live a Palermo e poi a Catania. Desiree Ferlito. Ancora in chiusura il calcio, apriremo occupandoci appunto delle siciliane al lavoro per il fine settimana con il Catania pronto a lanciare una sfida per la vetta. Siamo al calcio. Domenica prossima il Catania torna al Massimino per ospitare il Latina, trasferte per Messina e Trapani, impegnate ad Avellino e Monopoli. Ci fa il punto Sergio Colosi.
Il Catania, in serie utile da 5 giornate, lancia la sfida al Benevento e dietro guarda l'Avellino. Sembrano queste le formazioni più accreditate per la promozione diretta in B. I rossazzurri hanno ripreso il ritmo delle consuete sedute settimanali, una al giorno, con vista all'impegno di domenica al Massimino contro il Latina, che ha esonerato il tecnico Padalino. La certezza è che De Rosa, impegnato in un lavoro differenziato, non potrà recuperare per la prossima gara. Tempi più lunghi per Sturaro e ancora di più per Di Tacchio. 3 pedine di spessore ed esperienza, ma il Catania ha dimostrato qualità e panchina lunga. Carpani è tornato in gruppo, sta bene anche Inglese, pronto a partire titolare contro i laziali che hanno fatto un solo punto nelle ultime 5 partite. Quel pareggio è arrivato contro il Messina, specialista da 3 settimane del segno X. Cercasi gol in casa giallorossa, dove l'infortunio di Anatriello complica i piani di Modica. Non perdere nell'appuntamento di domenica sarebbe già un bel segnale, tenuto conto che l'avversario si chiama Avellino, 4 successi di fila dall'arrivo dell'ex biancolino. La prima siciliana di Serie C a scendere in campo sarà il Trapani, che sabato eredita quel Monopoli senza difesa graziato dalla formazione peloritana. I pugliesi sperano di recuperare qualche pedina, altrimenti sarà difficile fermare l'attacco granata, che comunque alterna prestazioni anonime ai 5 gol contro Audace Cerignola e Potenza e ai 4 con la Turris. E parte questa sera il round della UEFA Futsal Champions League a Catania. Meta Catania impegnata alle 20:30 per la prima gara. Francesco Triolo. È tutto pronto al Pala Catania per il main round della UEFA Futsal Champions League. Saranno 3 giorni di spettacoli con i rossazzurri della Meta Catania che affronteranno a partire da stasera alle 20:30 i lussemburghesi e il Differdange, quindi domani contro gli austriaci e il Linz, e sabato sera i lituani dello Zalgiris. Un appuntamento molto atteso perché porterà sul parquet catanese alcune delle migliori formazioni del futsal europeo. In casa Meta c'è anche grande fiducia, con la convinzione di poter ben figurare. È fondamentale, ha detto il presidente Teneo Enrico Musumeci, sarà l'apporto del pubblico catanese per dare quella spinta determinante alla squadra, come testimonia anche il tecnico Giuarra, al secondo anno sulla panchina della Meta. Quello che stiamo aspettando questa partita tempo fa, siamo con una motivazione e una illusione altissima e speriamo di farlo benissimo e sappiamo della difficoltà. La Meta ha confermato il roster che ha conquistato lo scudetto lo scorso anno, inserendo qualità con l'arrivo del pivot Attilio Arillo, l'universale brasiliano Gabriel Pigna, il talentuoso marocchino Anas e il portiere Siqueira. Occhi puntati su Podda, 22 reti lo scorso anno, e su Turmena, 13 gol. Botteghini di Corso Indipendenza adiacenti al Pala Catania, aperti ogni giorno dalle 10 alle 13:30 e dalle 14:30 fino all'inizio della gara serale della Meta Catania. E questa sera a partire dalle 20 sulla nostra rete, su Telecolor, in diretta all'esordio della Meta Catania nel main round di Champions di Futsal. 3 giorni di spettacolo con i rossazzurri che davanti al pubblico amico cercano la qualificazione alla fase finale della competizione europea. Con questa notizia si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio tra poco all'appuntamento con il sindaco di Catania condotto da Michele Cucuzza e vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione su questa rete alle 19. A tutti buon pomeriggio.